nessuno! Il primo bivacco rosso, yeah! No, secondo questo però Questo è il primo aperto. vero bivacco rosso. Questo è bellissimo. Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi diamo il benvenuto dal Cadore, più precisamente abbiamo parcheggiato al confine di Santo Stefano di Cadore e andiamo verso un bivacchino Casera Federa Mauria. State con noi e seguiteci. Ciao! Simore, dai che andiamo, go go go! Dopo all'incirca 1 chilometro di strada asfaltata, che mi raccomando c'è il divieto d'accesso, quindi a vostro rischio e pericolo si potrebbe arrivare a parcheggiare fino a qua, che parte il sentiero 335. Qua è indicato bivacco Ursella Zandonella, che probabilmente, se poi abbiamo gambe, potremmo andare a vedere anche quello. Il bivacco non è segnalato, però sulla traccia GPS indica che è lo stesso sentiero per arrivare al bivacco e poi a un certo punto ci sarà un bivio. Qua subito alla partenza c'è anche una bella fonte d'acqua, quindi acqua ce n'è. Adesso andiamo su. Mi sono perso il mio amore, ah no, spirito fungaiolo in azione. Così in bosco, sa. Ecco, trova i funghi. Qua c'è un bivietto, a destra prendiamo a destra il 335, a sinistra altre destinazioni. E intanto la Conso ha trovato un porcino andato a male. Sì. Non penso mia. Attraversiamo il ghiaione. Qua teoricamente una volta c'era un po' di acqua, ma una volta però. Guarda che roba. E qua se c'era l'acqua ce n'era anche tanta probabilmente. Dai amore, dobbiamo andare veloci perché stasera voglio il mojito a Santo Stefano di Cadore. Via! Andiamo a guadagnarci il mojito? Comunque in questa zona è pieno di cartellini, ci sono un sacco di posticini da andare a visitare. Adesso finalmente abbiamo trovato il primo cartello che ci indica anche Casera Federa Mauria e quindi noi lo seguiamo. Nell'ultimo cartello lì in fondo si lascia la strada forestale utilizzata per lo più per venire a far legna e si entra su questo greto di torrente asciutto, ghiaione, e probabilmente si comincia a salire. Il sentiero in mezzo al bosco ha i suoi pro e i suoi contro. Sei sempre all'ombra, ma non tira un filo d'aria. Mamma, fa un caldo. Siamo già a fondi, appena partiti già copai. Sto sudando sugli avambracci, guarda. Guarda qua. Vabbè, ma dobbiamo guadagnarci il mojito per stasera. Andiamo avanti. Via! Ecco qui che si apre un po' di visuale sul monte Crissin e tutto il suo complesso di quello che ci sta intorno, che il resto dei nomi più o meno non li so, quindi faccio vedere un attimo così. Qua ci dovrebbe essere un altro bel torrente, ma è completamente asciutto.
E sullo sfondo lì in fondo il mio amore ha scoperto che quello lì è Danta di Cadore, con la sua bella chiesetta in cima al cucuzzolo, e probabilmente un giorno andremo a visitare anche quel posto. Nel frattempo un po' di sali minerali Io ho già bevuto la mia parte. e andiamo su. Così, ma ti sembra normale? Allora, solo per la cronaca, è che non ho il super mega teleobiettivo, proprio lì Eccoli, sull'altro ghiaione, Gianlu. ci Sul sono, ghiaione quello di sinistra. sì, ci sono 3-4 stambecchi che stanno salendo, proprio pacifici, ma Li boh. vedi il tuo telefono? Sì, si vedono, ora di là, esattamente lì. Perché io li avevo chiesti. La Consuelo li aveva chiesti espressamente e li abbiamo visti. Sì, vabbè, devo comprarmi il teleobiettivo di Corrado. Qua Corrado avrebbe fatto belle foto. Mamma, sì. Vabbè, noi continuiamo su di qua, che magari su in cima ne vediamo ancora. Pupera. Farfalline coprofaghe, per non dire magnameda. Guarda quante. Mamma, andrai sotto quella cascata là io adesso. Se voglio passare questa strada di prima. Su per di lì c'è anche una bella cascatina, Io volevo andare sopra. probabilmente difficilmente raggiungibile perché ci sono mughi ovunque, e come vedete qua a più o meno 50 metri linea d'aria già l'acqua è sparita, quindi là secondo me scende, batte e si infratta sottoterra. Che sfortuna. Qua non c'è acqua. Per il momento l'unica fontana è quella che abbiamo trovato a inizio sentiero. Continuiamo a salire per di qua. Intanto guarda che panorama qua sotto sul Cadore e tutti i pianori, guarda. Tac. No, il sole no. Vedi, ho chiesto, è andato via. Ultimo pezzettino di sentiero leggermente inerbato e selvatico. Si vede che non è tanta battuta questa zona, però per il momento non riscontro zecche sulle gambe, quindi per il momento sembra bene, non dovrebbe mancare tanto. Devo dire che se non ci fossero tutte queste erbe. Nel frattempo si rannuvolea un po', mancano gli ultimi 100 metri di dislivello teoricamente. Eccoci qua che in 2 ore e mezza più o meno, circa 900 metri di dislivello, arriviamo presumo all'ultimo bivio che ci porta a Casera Federa Mauria e poi volendo a bivacco Ursella Zandonella, nonché bivacco Spagnoli e bla bla bla. Ma mi domando, una volta mettevo i tempi sui cartelli, perché non li mettono più? Vabbè che già erano sbagliati comunque, perché ognuno aveva il suo tempo, però almeno avere un'indicazione. E comunque qua sotto c'è un piccolo cartello che a destra indica acqua. Non so se è la cascata che abbiamo visto prima o cos'altro. Intanto noi andiamo verso la casera, bivacco, e dopo vediamo cosa fare. Pezzettino di Ritter con i cereali per fare un po' di carica energetica. Dai, che è pieno di mosche, sai? Pieno di mosche. Non so voi, ma io lì in mezzo vedo un tetto. Sì, in 3 ore giuste, ed è quello che dice l'orologio, che non so se fidarmi o no, 1200 metri di dislivello, siamo arrivati al bivacco. Oddio, mi è cascato il telefono. Federa Mauria. Adesso facciamo una piccola ispezione, intanto
vi faccio vedere che qua è un posto fighissimo. Ecco il mio amore che senza batter ciglio è arrivata. Ho dovuto mangiare per il trasporto. Come vi diciamo sempre, ognuno con i suoi tempi arriva dappertutto. Basta avere fiducia e coscienza sulle proprie capacità. Purtroppo però, a quanto sembra di vedere, qua ci dovrebbe essere una sottospecie di fontana, ma è vuota, asciutta. Adesso vediamo un attimo cosa fare. E anche se ci fosse, sarebbe non potabile, dicono. Allora, qua fuori c'è un bel pannellino fotovoltaico. Casera Federa Mauria 1997. Ho aperto un attimo. La casera è bellissima, pulitissima, tenuta da Dio. Neanche una scritta di nessuno stronzo. Stufa che sembra nuova di pacca. E c'è anche una canna fumaria che non so se fuori c'è il barbecue, forse non ho idea, perché c'è una canna fumaria in più. Un po' di pentole. È quella dove esce il camino della stufa. Sì, ma è muratura. Sembra che ci fosse qualcos'altro prima là. Non so, vabbè. E va bene, acqua come ho detto non ce n'è. Tutta nuova, qua sono i soliti mobiletti, tutti bellissimi però ora. Con i disegni belli. Dentro solite robette. Se serve una scatoletta di cicci, un po' di pasta, tutto qua, bicchieri, robe, solite robe dai, chi che ha voglia se le guarda tutte. E di sopra, qua c'è una bella sculturina, di sopra qua c'è un gran bel soppalco, ci si sta comodi in 8, 9, anche 10. Ci sono un po' di reti, ma secondo me si sta da Dio anche sul legno con un bel materassino. E qua si vede fuori il panorama. Sì, sì, altro posticino poco battuto, senza nessuno che urla, che siga, per stare in pace un po' di ore. Là. New entry. Tonno con la maionese, zucchine e pomodoro. Un po' più legged del solito. Dopo ci sono anche gli altri standard, però questo qua intanto. Salute alla vostra e alla nostra prima di tutto. Comunque lì in fondo, in mezzo agli alberi, in fondo, solo quando batte il sole si vede, c'è il bivacchetto rosso. Che adesso un po' alla volta stiamo valutando se rischiarci di andare fino là oppure no. Rimanete sintonizzati per vedere la nostra decisione finale. Il mio amore è già partito. Finita la pausa rigenerativa, salutiamo Casera Federa Mauria. Adesso riscendiamo. Tanto vi dico che i 1200 metri sono un po' discutibili. Dopo magari in macchina faccio due conti più rapidi e vi dico meglio il dislivello, perché secondo me dai 900 ai 1100, ma ci sono un sacco di applicazioni e tutte quante dicono numeri diversi. Adesso intanto andiamo in cerca della fonte di acqua e poi vediamo se andare fino al bivacco rosso. Bivio, andiamo in cerca dell'acqua. Là dietro c'è Casera Mauria, è tipo un quarto d'ora, si arriva su questo letto di torrente, praticamente completamente secco, però c'è un po' di acqua e quindi si può fare un po' di ricarica di borracce. Questo qui è lo stesso torrente che alimenta la cascatina sotto.
Adesso riempiamo un po' di acqua e poi prendiamo la decisione finale se andare o no fino al bivacco rosso. Era qua, acqueta bea. Quindi decisione? Boh, proviamo, se si è stanchi torniamo indietro. Noi proviamo ad andare fino al bivacco rosso e poi se ci arriviamo bene, se no torniamo indietro. Dal torrentello è zig zag, zig zag, zig zag. Ed eccoci che in un'ora e un quarto dal Federa Mauria e circa 320, 330, 350 metri di dislivello siamo arrivati al primo vero nostro bivacco rosso, Fondazione Berti, intitolato a Ursella e Zandonella, metri 2000. Vedi, il reologio mi segna 2100, il telefono mi segna 1970, quindi non fidatevi dei dislivelli che vi do. Io vi metto indicativamente quello che vi potete trovare davanti e poi se venite capite voi stessi cosa trovate. Bel bivacco, nuovo di pacca, legno nuovo, profumo di legno nuovo, tutti i materassi belli insacchettati, coperte lì in fondo belle insacchettate. C'è venuto praticamente nessuno perché c'è una scatola di borlotti e penso una scatola di funghi. Qua c'è il libro del bivacco. Sì, che questo qua probabilmente era che parte dal bivacco quello vecchio, perché parte dal 2015. No, in realtà questo qua forse sarà del 2015 il bivacco, non lo so. Va bene, un po' di robe, un po' di foto. Questi qua saranno sicuramente i due a cui è intitolato il bivacco. Beh, il nostro primo bivacchetto rosso. Peccato non avere il sacco a pelo, è bellissimo sto qua per dormire, pulito, senza pantegane, ratti. Bisogna Beh, sempre io non portarsi, torno. bisogna sempre portarsi Non via il torno sacco a pelo perché non si sa mai cosa si trova. Qua ci abbiamo messo così tanto tempo che forse mi tocca rinunciare al mojito. Adesso mangichiamo qualcosa, beviamo qualcosa e torniamo indietro perché qua comincia un po' a rannuvolare. E Giulia ci ha detto che teoricamente oggi non fa più niente, però si sa mai. Viene intiva 1 su 100, quindi panorama. Qua non capisco mai davanti ai bivacchi che c'è sempre un albero in mezzo. Che vabbè, poi ha detto, anche lui deve vivere. Là. E comunque stavamo valutando che ci sono 5 posti letto, non so se l'ho già detto, poi non so gli altri se si vogliono arrangiare a dormire per terra. E sembra molto ben coibentato, cioè non è la miniera secca, quindi secondo me, anzi si sente anche la differenza da dentro a fuori, si sta belli caldetti dentro. Scorte non ce ne sono, come ho detto prima, niente. Adesso mi sa che ripartiamo da qua perché il tempo si sta rannuvolando seriamente e niente, torniamo indietro per dove siamo venuti, ci vediamo alla macchina che così vi dico a spanne quanto abbiamo fatto di dislivello e via via. A dopo! E solo un piccolo appunto in discesa, questa è l'ultima fonte di acqua che c'è sia per uno che per l'altro bivacco. Nel bivacco rosso, probabilmente soprattutto per la gente che arriva dalla forcella dietro, che magari non sa, è indicata ovviamente questa qua come unica fonte di acqua. Ecco, in bivacco è segnato che ci vogliono 20 minuti. Adesso, per l'amor di Dio, noi non siamo trail runners, ma non siamo neanche a Menona col bastone, quindi ci abbiamo messo 40 minuti e non andando via piano. Quindi insomma, sempre il solito discorso, gli orari prendeteli sempre con le pinze e ragionate solo con le vostre gambe e la vostra testa. Continuiamo la discesa. Fiossi, dopo 2 belle orette e 3/4 in discesa continua siamo tornati alla macchina. Quindi cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo attraversato una valle bellissima, silenziosa, isolata, non abbiamo trovato, come piace a noi, anima viva. Solo un residente. Solo uno che faceva allenamento, faceva le sue corsette in salita. Di brutto tanti torrenti con poca acqua, di super bello tutti e 2 i bivacchi tenuti benissimo, praticamente nuovi, zero immondizie né nei bivacchi né per la strada, quindi se passate fate in modo che resti così.
I dislivelli, come vi ho detto, sono un po' di 3 applicazioni barra orologio, non ne combaciano 2 e Relive mi dice che totalmente abbiamo fatto 1200 e rotti metri di dislivello. Tenete conto che più o meno da dove abbiamo parcheggiato fino al Federa Mauria saranno 800-900 metri e da lì sono altri 300-400 metri da un bivacco all'altro. Fiossi, spero vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se avete voglia, ci vediamo la prossima volta che adesso andiamo a ciavarsi il mojito!